cosa sei, che cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale coi protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi è con noi il direttore del Tempo, Daniele Capezzone, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Daniele? Ciao direttore, ciao carissimo Giovanni, buongiorno. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Dunque si imponeva oggi questa chiacchierata con te, perché possiamo sicuramente dire che il personaggio della settimana, ex equo con la Vitola, poi ci arriviamo se vuoi anche alla Vitola, ma è anche Giuseppe Conte, ovviamente, no? Non solo per la questione, diciamo, formale della sua convocazione per essere audito alla commissione Covid, che forse è risolta, ma io non sottovaluterei mai la capacità di dilazionare lo spazio-tempo dell'avvocato del popolo, ma anche per una questione di merito, che è un'inchiesta che sta sollevando il Tempo, soprattutto negli ultimi giorni, che oggi ha il titolone "Le fatture cinesi erano gonfiate", e che riguarda proprio il merito di quel momento, no? Di quella maxi fornitura, di quel maxi appalto, con quelle maxi commissioni a quelli intermediari, e che quindi riguarda un momento chiave, no? Della nostra vita pubblica, civile, recente. Ci vuoi dire quali sono, diciamo, gli elementi più clamorosi che avete scoperto, e poi li affrontiamo ad uno? Grazie per questa occasione. Sai, anche l'elemento di metodo, tu dici giustamente, ora è risolta, sì, l'altra sera Conte, bontà sua, ha detto che andrà, eccetera, ma l'abbiamo dovuta risolvere di forza. Ah, certo. Io ho scritto sul Tempo una lettera aperta ai presidenti delle Camere, chiedendo che fosse rivisitata la prassi, che peraltro non ha basi regolamentari, è una prassi per la quale chi è membro di una commissione non possa essere audito dalla commissione stessa. I capigruppo delle forze politiche di maggioranza hanno fatto propria quella tesi e l'hanno a loro volta posta ai presidenti delle Camere. I presidenti Fontana e La Russa hanno detto allora convochiamo la giunta per il regolamento. In quel momento, come per magia, quando era con le spalle al muro, Conte ha detto no, ma io sono qui, anzi ve lo chiedevo io di essere sentito, tu capisci che siamo a teatro. Dopodiché, tra ieri e oggi, vengo al merito, abbiamo fatto un salto di qualità, o forse, se vuoi, un salto di quantità, perché finora si era parlato rispetto a questo maxi appalto, 1.250.000.000, senza Corte dei Conti, senza anticorruzione, mascherine comprate a prezzo più alto, eccetera, eccetera, eccetera. Si era discusso del prezzo di acquisto. Certo. Prezzo troppo alto, dice la maggioranza, no, prezzo giusto, dicono gli amici di Conte. Io penso che il prezzo fosse troppo alto, ma c'è lo scatto in più. Non dobbiamo concentrarci sul prezzo finale, parentesi, troppo alto, chiusa parentesi. Ti devi concentrare sulla differenza fra quel prezzo e il costo di produzione irrisorio in Cina. Il costo effettivo di realizzazione lì. Questo ti aumenta ancora di più il divario, chiaro? E il margine, per cui altro che 200 milioni, ripeto, 200 milioni di commissioni. La mia stima è che sia almeno il doppio, ma c'è chi ritiene che possa essere il triplo o ancora di più, cioè non so se rendo l'idea, anche perché, come diciamo stamattina, come abbiamo scoperto stamattina, diciamo ci sono elevate chance che le fatture delle aziende cinesi emesse verso l'Italia fossero, se non false, chiaramente gonfiate, e quando una fattura ha questi elementi tu comprendi che si può fare qualunque cosa, no? Diciamo che si aumentano i margini di manovra, via, ecco, mettiamola così. Un altro aspetto intrecciato che ci terrei spiegassi ai nostri ascoltatori è quello che riferite sempre voi stamattina, per cui le autorità cinesi avrebbero addirittura avvisato le autorità italiane che c'erano carichi di mascherine, semplifichiamo, farlocche, e avrebbero avvisato l'Agenzia delle Dogane. Questa informazione, leggo sarebbe dal tuo editoriale, sarebbe arrivata all'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che inspiegabilmente l'ha tenuta per se stesso? È andata così?
Questa è la parte, io sono sempre abituato a prendere per vere le affermazioni che vengono fatte, a maggior ragione quando si è formalmente interrogati in una commissione parlamentare. Il sottosegretario Fraccaro, che peraltro è una persona, come dire, tra i grillini di quella stagione era considerato fra i migliori, fra i più, diciamo, istituzionali, ha detto l'altro giorno esattamente questa cosa qui. Cioè io fui informato da un funzionario dell'Agenzia delle Dogane, peraltro un funzionario bravissimo, Miguel Martina, fui informato, dice Fraccaro, del fatto che vi fossero delle mascherine non a norma dentro questo maxi appalto. Dice, ma lei lo disse al Presidente del Consiglio? No. Valuti ciascuno la plausibilità di questa cosa. Allora, se tu sei il mio Presidente del Consiglio, io sono il tuo sottosegretario, sto nella stanza accanto, sono il tuo principale collaboratore, mi giunge la notizia di un vizio, di un problemone per l'appalto più grande della storia della Repubblica e non vengo nella stanza accanto a dirti Presidente abbiamo un problema. Magari sarà andata così, però qualche domanda, mettiamola così, facciamo le cose corrette. Se ipotesi 1 qualcuno non dice tutta la verità, ipotesi 2 se invece tutti dicono la verità, diciamo che la gestione è una gestione tra il ridicolo e il patetico. E tra l'altro è proprio la gestione, non l'oggetto di una commissione parlamentare d'inchiesta, cioè non siamo in un ambito giudiziario, quindi sono tutte domande lecite. Ecco. Aggiungi quello che dicevi prima, cioè a un certo punto tra fine marzo e aprile 20 le stesse autorità cinesi comunicano anche alle autorità italiane guarda che c'è una partita molto consistente con certificazioni non a norma. Ormai l'abbiamo imparato tutti, la certificazione doveva avere le lettere C, E e 4 cifre, no? Ok. Addirittura le autorità cinesi forniscono, per così dire, lo dico rozzamente, elenchi buoni e elenchi cattivi, come dire, ai primi dovete attingere, ai secondi è meglio non attingere. E invece le cose sono andate diversamente. Come mai? Come mai? Anche qui uno malpensante può dire che brutta cosa, un altro che pensa bene può dire ma c'erano dei grandi uomini in Italia preoccupati della sorte e della salute degli italiani e hanno fatto tutto il possibile anche sbagliando. Ok, ma tutte queste cose le ha decise il capo delle dogane senza sentire il capo della struttura commissariale, senza sentire le autorità politiche? Non lo so, io ho solo domande, non ho risposte, però sono tutte domande che vanno fatte e rispetto alle quali attendiamo repliche molto convincenti, molto convincenti. Anche perché non essendo in Cina, insomma, una liberal democrazia vive di domande, no? Se no sì. La differenza tende a sfumare, diciamo, ecco. Ma poi sai anche questa cosa che abbiamo spiegato stamattina, le fatture, ora non starò a morbare i nostri amici ascoltatori con le formule FOB e CIF, le formule delle fatture, eccetera, ma in base al funzionamento cinese le fatture che quelle società dovevano emettere dovevano avere alcune caratteristiche e non altre caratteristiche, mettiamola così, ok? La stessa Agenzia delle Dogane aveva stabilito 4 anni prima, nel 16, che se le fatture avessero avuto delle altre caratteristiche non avrebbero dovuto essere, ricevibili. Invece sono state prese. Allora tu capisci che hai fatture, diciamolo in modo elegante, con un elevato coefficiente di gonfiabilità e di falsificabilità. Certo, tra l'altro ulteriore domanda inquietante: se questo determina delle commissioni ingenti anche in modo anomalo a soggetti che è una questione biografica senza nessun giudizio, magari sono vicini a qualche esponente o partito dell'allora maggioranza, diciamo che il cortocircuito potrebbe amplificarsi, ecco. Diciamo che io non a caso chiedo da molti anni la cosa, io non sono per mia natura, figurati se mi metto a fare l'inseguimento delle cose giudiziarie, eccetera. Certo, constato che se ci fossero stati uomini e donne di centrodestra coinvolti nella metà delle cose che ci siamo detti in questi 10 minuti sarebbero stati ai ceppi praticamente. Ma
Ma almeno volete tirare fuori, caro Presidente Conte, eccetera, tutti i contratti stipulati all'epoca con tutte le società straniere, con tutte le mediazioni, con tutte le caratteristiche merceologiche. Vogliamo fare una perizia sui prezzi pagati e sui costi effettivi reali? Vogliamo esaminare il divario, il decalage fra il prezzo pagato e i costi effettivi? Vogliamo capire quel margine che fine abbia fatto? Non lo so, mi sembra il minimo sindacale. Tra l'altro, commissioni di indagini di questo tipo si sono fatte in America, in Australia, in 12 o 13 paesi europei. Nessuno ha frignato, nessuno ha strillato, nessuno si è strappato i capelli, senza battere ciglio. I primi ministri e i ministri dell'epoca sono andati a dire la verità, tutta la verità, eccetera. Quindi sta scenata dei grillini che strillano, accusano i giornali, eccetera, è veramente patetica, anzi, a pensare che abbiano qualche ragione di preoccupazione. Diciamo che se ragionassimo con la loro logica sarebbe un indice di colpevolezza. Noi non lo facciamo, però la contraddizione esiste, ecco. A proposito, sempre di anomalie, un'altra domanda, secondo me, non so che idea ti sei fatto, che è collegata a fatture anomali, interlocutori anomali. Sì. Perché si scelsero società cinesi di fatto neocostituite a fronte, un altro elemento emerso in questi giorni, di numerose offerte di imprenditori italiani o anche di colossi cinesi ma noti e strutturati tipo Alibaba. Invece si rifiutano gli imprenditori italiani, si rifiutano dei colossi consolidati e ci si rivolge a dei soggetti che non sembravano, come dire, i player, no, più affidabili in quel mercato, in quel momento. Ti sei fatto un'idea su questo? Prova a combinare questo sacrosanto quesito con il quesito Gianello. Quindi tu dici non sono state accettate le proposte di imprese italiane, non sono state prese in considerazione aziende cinesi strutturate, ma si sono prese in considerazione. Aggiungi, e come mai si è a un certo punto deciso, molto presto, in quella stagione pandemica, che gli acquisti non li dovesse fare la Consip. Che cos'è la Consip? È una società partecipata dal Ministero dell'Economia che è la centrale acquisti dello Stato. Cioè, quando una struttura pubblica, e in questo caso anche la protezione civile, deve fare degli acquisti, la stazione appaltante è la Consip, che aveva tranquillamente cominciato a fare i suoi acquisti, ok? Secondo procedure consolidate. E invece il governo Conte dice no, fermi tutti, non lo fa la Consip, lo deve fare la struttura commissariale, la quale struttura commissariale viene esentata dai controlli della Corte dei Conti, non ha nemmeno il controllo dell'anticorruzione, il controllo anticorruzione viene stabilito in un secondo momento su base volontaria. Anche qui tu sai che quando invece ci sono state altre strutture commissariali per Expo Milano, per Sisma dell'Italia Centrale, c'era un controllo costante dell'anticorruzione. Ecco, metti in fila tutte queste anomalie e proviamo a darci una risposta, se siamo in grado. Diciamo, unire i puntini è il gioco enigmistico più facile, no? Insomma, sì, non sembra un esercizio difficilissimo, via. Vorrei fare una domanda però che invece coinvolge un aspetto su cui secondo me tu sei particolarmente sensibile, no? Un aspetto che è anche di valore, no? Perché ci sono anche questi aspetti, cioè non è una questione di sciocco idealismo, nella realtà esistono anche delle questioni, no, a un certo punto valoriali. Sì. Allora mi chiedo, a maggior ragione non dovrebbe essere ovvio che Conte, le figure chiave di allora rispondono in una commissione di qualunque aspetto, diciamo, visto che in quella stagione si sospesero in modo impattante, pesante, duraturo le libertà costituzionali minime, no, della nostra Repubblica, anche a prescindere dal giudizio su quella sospensione, no? Secondo alcuni era assolutamente necessaria in quelle modalità, in quei tempi, secondo me no, soprattutto in quelle modalità, in quei tempi, ma dico, incarnando una situazione da stato d'eccezione, no? Credo che a maggior ragione non debba esserci alcuna, diciamo, ipotetica ambiguità o zona d'ombra. Invece questo aspetto mi sembra un po' trascurato nel dibattito, ecco. No, anche perché allora ci si disse che non se ne poteva discutere perché eravamo in emergenza.
Adesso ci si dice, beh no, sono vicende del passato, e allora quando se ne discute? Prima non se ne può parlare, dopo non se ne può parlare, degli aspetti di principio, come tu dici, cioè la lesione della libertà dei cittadini, no, non si può parlare, degli aspetti economici, un rendiconto economico, no, non se ne può parlare. Allora diteci di cosa si può parlare e quando lo si può fare. Aggiungo anche, tutto questo ha anche un elemento geopolitico di sudditanza rispetto alla Cina, no? E di scelta certo. geopolitica molto precisa. E tutto questo ha anche un elemento di responsabilità politica. Se non è stato cambiato stanotte l'articolo della Costituzione, che a memoria mi pare sia il 95, e lì si stabilisce che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio è il responsabile dell'indirizzo politico del governo e ne garantisce l'unitarietà. Cioè non puoi, derubricare tutti i temi della nostra conversazione a mere scelte tecniche fatte ai livelli amministrativi sotto di lui. Quando sono in gioco quelle somme, quei rapporti internazionali, quei principi costituzionali fondamentali e la sicurezza e la salute dei cittadini, se non riguarda questo, l'unitarietà in capo al Presidente del Consiglio, quando è che un Premier deve essere investito dalla responsabilità politica? Ah, non c'è dubbio. Tra l'altro mi viene da dire a rinforzo, se andando sull'aspetto geopolitico della questione, forse in commissione bisognerebbe, quando accadrà, ma siamo ottimisti stamattina, bisognerebbe chiedere forse anche a Conte di quel famoso caravanserraglio russo, no, che girò per il paese nei giorni clou dell'emergenza. Non mi sembra fossero tutti degli epidemiologi a bordo, ecco. No. Ma tu avevi questa situazione qua, no? Proviamo, perché poi le cose sfuggono anche a noi, va bene? Allora, arrivano le prime ipotesi, contagio, eccetera, e ci sono i governatori del nord, il governatore Fontana, il governatore Zaia, allora il governatore Fedriga, anche il governatore Toti della Liguria, che fanno un appello. I primi firmatari erano proprio Fontana, Zaia e Fedriga, per dire, intanto tutti coloro che vengono dalla Cina mettiamoli in quarantena, quelli che vengono, non i cinesi, quelli che vengono dalla Cina. Uno può essere cinese o può essere di Campobasso, ma se viene dalla Cina mettiamolo in quarantena. Questa era la lettera. Gli si rispose in modo sdegnato dicendo che era una cosa razzista, e partì il circo in televisione, abbraccia un cinese, mangia l'involtino primavera, ti ricordi? No, certo. Non è che, appunto. Poi improvvisamente, contrordine compagni, bisogna chiudere tutto, chiuderci in casa, privarci delle libertà fondamentali. Conte si sdraia in televisione e comincia a dire noi consentiamo, noi non consentiamo, e la sera ci convocava alle 21 per dire quello che sarebbe stato, bontà sua, possibile o no, il mattino successivo, eccetera. Ok, tutto questo spendendo una barca di soldi, tutto questo riaprendo molto dopo a fatica, e anche lì con un ruolo positivo delle regioni che spinsero per protocolli di riapertura minimamente più ragionevoli. Risultato, sono passati quanti anni? 6 anni, e non ci vogliono rispondere dei soldi, non ci vogliono rispondere delle responsabilità politiche, e Conte prova pure a scaricarla sulle regioni. E dai, è un po' troppo, mi pare, no? È un po' troppo, qualunque osservatore esterno, risulterebbe un po' troppo. Ma tu sei, come dire, davvero convinto che all'inizio di agosto ci sarà questa ormai metafisica audizione di Conte, o potrebbe esserci ancora qualche sorpresa? Sì, l'audizione ci sarà, a questo punto mi pare inevitabile per lui. Però devo dire, e mi fa piacere parlarne con un amico oltre che con un protagonista del sistema mediatico, che brutta situazione sul piano della circolazione delle idee e dell'informazione. Allora, di tutte queste vicende in televisione si è potuto parlare col contagocce. Certo. I giornali che se ne occupano sono 3/4, diciamo così, tutti gli altri ancora stamattina, inclusi i giornali cosiddetti principali, hanno applicato un silenziatore. Se tutto va bene avremo un'audizione ad agosto, quando metà degli italiani sono così giustamente
dediti a un momento di pausa. È risultato, il tentativo è quello di anestetizzare una discussione, no? Noi abbiamo avuto un mese fa l'Italia ferma per un mese per la presunta testimonianza di una massaggiatrice uruguaiana dal nome Graciela a proposito del caso Minetti. E l'Italia si è fermata su questo, abbiamo avuto intere settimane di talk show, aperture dei giornali, eccetera. Invece, sul più grande appalto della storia della Repubblica e sulla più grande compressione delle libertà personali, forse avremo qualche scampo dell'informazione nella prima settimana di agosto. Giudica tu qual è la situazione. Questo vale in primo luogo per il sistema televisivo, per il sistema dei giornali di carta. Bel problema, mi pare, no? Sì, diciamo che non c'è una corrispondenza tra bolla mediatica e realtà, mi pare abbastanza evidente. A proposito di questo, non posso, diciamo però, avviandoci alla conclusione della nostra chiacchierata, non chiederti un'opinione sull'affaire Ranucci-La Vitola, che addirittura, come dire, scomoda il fatto che qualcuno stesse lavorando seriamente per Ranucci, leader del campo largo. Che storia è? Che storia sta diventando questa? Beh, anche qui bisogna tornare indietro. Allora, avviene questo attentato, fortunatamente tutti illesi, eccetera, e quel giorno, come è giusto, Sigfrido Ranucci riceve la solidarietà di tutti, eccetera. 1 o 2 giorni dopo lui però si collega con un evento del Parlamento europeo e comincia a lanciare accuse. Parla dei giornali del gruppo Angelucci, quelli per cui io lavoro, che avrebbero creato un clima, eccetera. Parla del governo, parla di mandanti politici, poi viene interrogato in commissione, in quel caso in commissione antimafia, mi pare, e il senatore Scarpinato gli dice: ma quindi lei è pedinato il mandante, il sottosegretario Fazzolari, così dal nulla. E Ranucci dice: ma per rispondere devo spegnere i microfoni e secretiamo la seduta secretata, quindi oddio, chissà che avrà detto, ma allora non ci sono i mandanti politici, eccetera. Ora passa qualche mese e scopriamo che era una bomba di amicizia messa da uno che sperava di fare dell'amico suo come dire, un martire poi da candidare trionfalmente alle elezioni. Anche qui ti immagini questa cosa se avesse riguardato un paio di volti mediatici considerati vicini al centrodestra? Dopo quanti minuti sarebbero stati cacciati ignominiosamente dalla RAI? E invece noi ci ritroveremo ancora anche domenica, credo, le repliche di Report in onda tranquillamente, ci si spiegherà che quello è il grande giornalismo d'inchiesta. Poi io sono anche curioso di capire se per caso Report in questi anni abbia anche incrociato dei temi di interesse del signor La Vitola. Questo sarà un altro tipo di incrocio piuttosto interessante da fare. Beh, è una bella domanda, anche perché mi viene da dire, scusami, se si applicasse il metodo Report al rapporto tra il conduttore di Report e uno che ha il curriculum di La Vitola, credo che non ne uscirebbe benissimo. È esattamente così, caro direttore. Insomma, fa parte del doppiopesismo sistematico un po', no? del dibattito italico, insomma. Chiamiamolo così. Ti ringrazio molto di essere stato con noi, Daniele. È stato un gran piacere, buon lavoro caro Giovanni, caro direttore. Ciao. Buon lavoro, a presto. Avete ascoltato Parlando Liberamente.